azioni della camorra Eraclea, parte a Mestre il maxi processo, 76 indagati, l'ex sindaco chiede il giudizio immediato, udienze a oltranza fino al 6 febbraio. L'allarme del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, grave carenze di personale nella magistratura veneta, la lotta alla mafia è solo all'inizio, istituzioni a rischio. Attimi di panico stamattina per lo scontro tra un'imbarcazione da trasporto e una gondola all'altezza dell'imbarcadero di Carezzonico, gondoliere finisce in acqua. Fa discutere l'annuncio di entrata in funzione del Mose dato dal sindaco Brugnaro, le polemiche politiche e i dubbi tecnici di Luigi Dalpaos, professore emerito di idraulica a Padova. Alla richiesta dei documenti durante un normale controllo a Mira, un albanese di 41 anni ha aggredito i carabinieri tentando la fuga, era un pluripregiudicato ricercato dalle autorità ed è stato arrestato. Continua l'allerta smog sul territorio comunale di Venezia, ancora una giornata di blocco dei mezzi inquinanti, la situazione dell'aria non è buona nemmeno in laguna. La visita della Guardia di Finanza di Venezia ai piccoli degenti dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, doni e sorrisi per una mattinata di solidarietà. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal processo, il maxi procedimento per la camorra a Eraclea, iniziato oggi con la costituzione delle parti civili. Eraclea dunque il litorale veneziano coinvolti, in 76 devono rispondere di varie accuse dalla rapina all'estorsione. Chiesto il giudizio immediato per l'ex sindaco Mirko Mestre. Ma voi sapete come compare il tuo avvocato? Era dai tempi di Felice Maniero e della Mala del Brenta che all'aula bunker di Mestre in via delle Messi non si vedeva un via vai simile di avvocati, decine tutti schierati per il processo di camorra più grave che il Veneto ricordi, come sfondo Eraclea e il litorale veneziano, 76 indagati dei quali ben 37 con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma il rosario dei capi di imputazione articolato dalla rapina allo spaccio di droga, estorsioni, traffico d'armi, illeciti fiscali. Nella prima giornata dell'udienza preliminare Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, CGIL e Associazione Libera hanno chiesto di costituirsi parte civile, nessuna richiesta da enti locali come Regione o Area Metropolitana, né tantomeno dal Comune di Eraclea. Dopo l'appello di rito alle Costituzioni, alle 12.30 il rinvio da parte del GUP Andrea Battistuzzi, si andrà a oltranza dal 16 gennaio al 6 febbraio. Ogni posizione sarà attentamente vagliata. 20 giorni di sprint giudiziario anche per scongiurare lo scadere delle misure di custodia cautelare. Un sistema, quello di Eraclea, che secondo l'accusa ruotava attorno a quello che è stato definito il boss dei boss del litorale, Luciano Donadio. 50 le contestazioni a suo carico. Donadio si trova alla sbarra con i 2 figli. Abbiamo già fatto una scelta in linea di massima di andare al Dibattimento, che è l'unica sede deputata dove verificare la consistenza e la sussistenza delle varie accuse particolarmente gravi, quindi quella è la sede deputata per fare le verifiche, cosa che quindi difficilmente si può fare in rito abbreviato, dove si va a discutere solo sul materiale che è stato acquisito dal pubblico ministero. Ha giocato d'anticipo la difesa dell'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre alla sbarra per voto di scambio. Per lui la richiesta è di giudizio immediato, mentre in aula bunker la contabilità è in evoluzione. Sarebbero 2 al momento le richieste di patteggiamento, 17 di rito abbreviato. Di certo si preannuncia un dibattimento da record con una 50ina di imputati, molti da Eraclea e dintorni, tanti dal Casertano, e non mancano persone originarie e residenti tra Padovano e Trevigiano. Più della metà, viste le nuove normative, saranno in videoconferenza dai rispettivi carceri, novità che non piace all'avvocato di Donadio, che attualmente si trova in carcere a Nuoro. Cercheremo di ottenere anche un avvicinamento in modo da avere un contatto diretto. Già è penalizzante per la difesa pensare a un processo in videoconferenza, perché ovviamente non c'è quella contestualità che permette uno scambio continuo e diretto col proprio assistito. Se in più consideriamo che ogni volta che dobbiamo approfondire qualche elemento difensivo dobbiamo recarci a Nuoro, capirete che non è certamente semplice e non agevola una corretta linea difensiva. E riferendosi alla criminalità organizzata sul litorale, il procuratore capo antimafia di Venezia, Bruno Cherchi, oggi presente all'udienza preliminare, ha parlato di un segnale grave e importante per l'intero Veneto. Tanto si deve fare ancora, dice, ma mancano magistrati e personale. È un processo di rilievo importante, forse uno dei più importanti procedimenti penali che è stato fatto, che viene iniziato nel Veneto contro la criminalità organizzata, che sia una via di non ritorno, lo speriamo.
È più di una speranza quella che arriva dal procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi, che il 19 febbraio scorso coordinò l'operazione congiunta di polizia e Fiamme Gialle contro la camorra sul litorale veneziano, sequenze di un blitz scattato all'alba e che ha modificato per sempre la geografia criminale a nord-est. Eraclea oggi rischia di essere il primo comune veneto sciolto per mafia e a decidere sulle sue sorti è in queste settimane il Viminale. In ballo per Cherchi c'è l'essenza stessa della democrazia. È un segnale importante ed è un segnale grave, un segnale importante perché lo Stato, nell'espressione del prefetto, ha preso atto e ha sostenuto nella sua proposta al Ministro questa situazione. È un fatto però anche grave perché per la prima volta in Veneto e mi pare nel nord-est in generale viene proposto lo scioglimento di un Consiglio comunale, quindi di un organo prima espressione dell'attività democratica in un paese per infiltrazione di criminalità organizzato. Questo è un fatto che secondo me dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese. Ma per preservare le istituzioni servono tribunali che lavorino a pieno regime, da qui l'allarme. E qui nel Veneto è particolarmente preoccupante l'assenza di magistrati, non riusciamo ad avere l'organico, neppure l'organico come dire, che non è sufficiente, ma neppure quello riusciamo ad averlo completo, per non parlare del personale di segreteria. È un problema che non spetta a me risolvere, io posso in continuazione sollevarlo, diventando anche noioso per questo. E non c'è solo Eraclea, se nelle prossime ore a Verona prenderà il via il processo contro la cosca Multari, il 23 gennaio si aprirà sempre in aula Bunker a Mestre anche il maxi processo contro l''ndrangheta dopo l'operazione Camaleonte in 53 alla Sbarra, un altro colpo alla criminalità organizzata a nord-est, ma la strada è ancora lunga. Qualcosa quindi necessariamente si è smosso, diciamo che siamo ai primi passi. E molte le posizioni aperte in aula Bunker a Mestre, tra le più delicate quelle di un ex agente di polizia, della segretaria di Donadio e dell'ex vice sindaco Graziano Teso. Per loro la strada potrebbe essere quella del giudizio abbreviato, ma è il momento della strategia processuale. La signora Zennaro ha dato ampia collaborazione, ha documentato quello che sapeva, ma ha preso le distanze dal sodalizio criminoso. Ci tiene a chiarire la sua posizione e questo chiaramente inciderà anche sulla scelta della strategia. Claudia Zennaro era stata descritta come la segretaria fedele del boss dei boss Luciano Donadio e accusata di aver partecipato all'associazione attraverso il riciclaggio di denaro su conti esteri, il reimpiego di proventi illeciti, la falsificazione di documenti. Dopo alcuni mesi di carcere in alta sicurezza si trova ora ai domiciliari nella sua casa di Noventa. Altrettanto delicata la posizione di Moreno Pasquale, l'unico agente di polizia rimasto intrappolato nella rete, è ancora in carcere a Padova. L'uomo, secondo i PM, avrebbe passato a Donadio informazioni riservate e soffiate per evitare perquisizioni e controlli. Ho reso l'interrogatorio, ha detto quello che doveva dire, quindi la sua posizione è sicuramente marginale, adesso vedremo all'esito anche dell'udienza. È una posizione delicata perché comunque è un agente di polizia e cercheremo di tutelarlo al meglio. E mentre l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre ha chiesto il giudizio immediato, l'avvocato dell'ex vice sindaco Graziano Teso, predecessore dello stesso Mestre, sta valutando il da farsi. Valuteremo se intraprendere un rito alternativo nel caso l'abbreviato. Il legale ribadisce l'estraneità di Teso, ma il privato della libertà personale che fin dall'inizio ha negato con forza collusioni con il clan dei Donadio. Per l'avvocato nel valutare il rapporto tra comune di Eraclea e camorra ci vuole cautela. È un'analisi che richiede degli approfondimenti, non riguarda certo il periodo di amministrazione del sindaco Teso e quelli che devono essere valutati come dati circostanziali che sostengano l'ipotesi accusatoria credo debbano essere veramente molto verificati.
Mi sembra grave che i comuni, la Regione Veneto e le associazioni di categoria non si siano costituiti come parte civile. Sarebbe stato un segnale forte, una presa di posizione contro un fenomeno illegale che, comunque lo si chiami, sta pesantemente inquinando la cultura e l'economia del territorio del Veneto orientale. Lo ha affermato la deputata del Movimento 5 Stelle Arianna Spessotto dopo l'udienza preliminare del processo che si è aperto in Aula Bunker a Mestre. Voltiamo pagina, andiamo alla cronaca. Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina in Canal Grande all'altezza dell'imbarcatero di Rezzonico. A essere coinvolti nello scontro un'imbarcazione da trasporto e una gondola al momento dell'incidente fuori servizio e quindi senza passeggeri, che si è rovesciata facendo cadere in acqua il gondoliere. Sul posto sono intervenuti sia la polizia locale che i vigili del fuoco. Dopo gli accertamenti in ospedale il gondoliere è potuto rientrare a casa. Fa discutere l'annuncio di entrata in funzione del Mose entro 6 mesi. Tra i perplessi c'è anche Luigi Dal Paus, professore emerito di idraulica all'Università di Padova, che esprime più di una perplessità dal punto di vista tecnico. L'annuncio a suo modo è storico e, come era prevedibile, ha suscitato più di una reazione. Tra 6 mesi il Mose potrà entrare finalmente in funzione in casi eccezionali per difendere Venezia e la sua laguna dall'acqua alta. Ma la dichiarazione del sindaco Luigi Brugnaro al termine di un vertice in prefettura con tra gli altri il commissario per il Mose Elisabetta Spitz e i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova non convince tutti. Mi sembra che ne siano dichiarazioni così... più che dichiarazioni ancorate alla realtà dei fatti, dichiarazioni legate alla speranza del sindaco. Non tanto tempo fa hanno dichiarato che tutto sarebbe finito il 31 dicembre del 2021. Questa accelerazione un po' strana, ma evidentemente potrebbe anche essere così, forse però è più una speranza che una realtà. Professore emerito di idraulica all'Università di Padova e autore tra l'altro di diverse pubblicazioni sulla laguna, Luigi Dal Paus rappresenta nel suo campo un'indiscussa autorità che segue con attenzione l'evolversi del Mose. A me sembra che le prove che hanno fatto su queste paratoie, anche l'ultima tanto propagandata ed esaltata proprio dal sindaco Brugnaro, non dicano dal punto di vista ingegneristico niente, perché una chiusura delle barriere in assenza di dislivelli di marea e soprattutto in assenza di moto ondoso, come invece nella realtà si verificherà, è una prova di scarso significato ingegneristico. Secondo Dal Paus, sul Mose si discute tanto, forse anche troppo, perché dal punto di vista tecnico rimangono diversi i punti da chiarire. Viviamo in un tempo in cui ciascuno di noi ama di più fare il mestiere degli altri che il proprio. Forse un ritorno al proprio mestiere fatto bene sarebbe auspicabile per tutti. E l'annuncio del sindaco Brugnaro dell'entrata in funzione del Mose entro l'estate fa discutere anche a livello politico. Per il presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, il sindaco è già in campagna elettorale. E a giugno o a luglio il Mose sarebbe effettivamente pronto ad entrare in azione? Sì, con un miracolo probabilmente sì, nel senso che allora, se già gli stessi tecnici del Consorzio Venezia Nuova decidono di bloccare una sperimentazione o un esperimento il 23 di dicembre, vuol dire che forse qualche problema c'è adesso e ci sarà anche dopo. Giovanni Andrea Martini, presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano e candidato sindaco di tutta la città insieme alle prossime elezioni comunali, è scettico sull'effettiva possibilità che il Mose possa entrare in funzione tra 6 mesi, in caso di emergenze, come annunciato dal sindaco Luigi Brugnaro al termine di un vertice in prefettura con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema di dighe mobili che dovrebbe difendere la laguna dalle acque alte. Uno scetticismo, il suo, che si muove su 2 piani, il primo strettamente politico. È strano che adesso si impegni così tanto in un tema e in un programma che ha visto questa amministrazione totalmente assente in questi anni. Basta ricordare che nel 2016 la giunta e il sindaco avevano soppresso l'istituzione Centro Maree.
Insomma, per Martini siamo già in campagna elettorale. È singolare appunto che sia scelta proprio la data di luglio come una data in cui cominciare a fare le prove del Mose e non magari a novembre, appunto, quando le acque alte ci sono. Sul piano tecnico invece Martini rilancia la proposta portata avanti anche con una grossa manifestazione a fine novembre di blocco dei lavori e convocazione di una commissione di esperti internazionali che valuti l'efficacia del Mose, non rinunciando ad un'ultima stoccata a Cafarsetti. Chi sta lavorando, come sembra il sindaco, al Mose per sistemare la Venezia e salvarla dall'acqua alta, sta creando anche col protocollo fanghi le condizioni per creare e scavare nuovi canali e quindi alterare ulteriormente il sistema l'ecosistema lagunare. I carabinieri di Mira, torniamo alla cronaca, hanno arrestato per evasione, ricettazione, resistenza, pubblico ufficiale e falsa attestazione di generalità un 41enne albanese pluripregiudicato ed evaso a dicembre dagli arresti domiciliari in provincia di Salerno. Alla richiesta dei documenti durante un normale controllo l'uomo ha aggredito i carabinieri tentando la fuga. In passato era stato accusato anche di associazione a delinquere e tentato omicidio nei confronti degli agenti delle volanti di Padova trascinati con l'auto proprio nel corso di un controllo. Ora ci fermiamo per un piccolo break, altre notizie al rientro. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Continua l'emergenza smog in Veneto, anche a Venezia rimarranno in vigore diverse limitazioni finché non scenderà il livello delle PM10 nell'aria. Allarme arancio. La situazione non è grave come a Padova, Vicenza o Rovigo, dove l'allarme è rosso, ma anche nell'agglomerato di Venezia lo smog ha raggiunto livelli tali da aver fatto scattare nell'8º giorno consecutivo di superamento del valore limite del PM10 diverse limitazioni. Tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, stop a ciclomotori e motocicli Euro 0 a 2 tempi, ad autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e ai veicoli commerciali N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 1, 2 e 3. È vietato anche utilizzare impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle ed effettuare combustioni all'aperto. Siamo in un inizio d'anno in cui il tempo è buono, e se questo è una buona notizia per chi va a sciare, ahimè non è una buona notizia per chi rimane in città. La forzante principale nel caso della concentrazione di polveri e di inquinanti nella pianura padana resta la meteo. Non si respira aria buona neanche in laguna. La centralina di rilevamento di Rio Novo segna anzi livelli che in alcuni casi superano persino la tangenziale di Mestre, tanto che qualcuno ha proposto una centralina anche a Rialto dove il traffico è maggiore, ma dall'ARPAV rispondono che per rilevare la qualità dell'aria in città è sufficiente. La centralina di Rio Novo è una centralina di traffico, per cui l'inquinante critico è il biossido d'azoto, che è un inquinante tipico del traffico urbano. Per avere la situazione del traffico acqueo a Venezia, la posizione di Rio Novo è l'ideale. I divieti rimarranno validi fino a giovedì, quando il bollettino ARPAV segnalerà se mantenere il livello 1, se passare al livello 2 o retrocedere al livello 0. Le misure sono necessarie. Ogni atto che noi facciamo di riduzione delle emissioni in atmosfera è un contributo individuale importante al raggiungimento di obiettivi collettivi ed è la somma dei comportamenti individuali che fa il risultato finale complessivo. Una notizia da poco battuta dalle agenzie prima di proseguire: cerca di imbarcarsi per una crociera a Venezia ma sul suo capo pende una richiesta di arresto per truffa in Costa Rica e così viene arrestato dalla polizia di frontiera marittima. Si tratta di un cittadino svizzero che con la moglie stava appunto accingendosi a imbarcarsi lo scorso 5 gennaio per una crociera quando è stato sottoposto ai controlli della polizia di frontiera. È accusato di truffa con una pena da scontare di 2 anni e 6 mesi, è stato quindi condotto in carcere e si procederà poi con le pratiche per l'estradizione verso il Costa Rica. Dispositivi medici, ebook readers, buoni acquisto per libri digitali e giochi di società per donare un sorriso ai bambini ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sono il frutto di una raccolta fondi promossa dal Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza con la mostra dei presepi e dei giocattoli allestita nella caserma di Campo San Polo. I finanzieri hanno incontrato personalmente i bambini e i ragazzi che hanno così potuto vivere una simpatica esperienza durante la degenza, chiaramente non sempre facile.
Questa sera, dopo i nostri telegiornali, a 20:10 si parlerà ancora di ambiente, di smog, con Alessandro Manera, assessore di reparto del Comune di Treviso. E ora, naturalmente, prima di salutarci, lo spazio dedicato ai vostri presepi, con una selezione tra le tante rappresentazioni della Natività che ci avete inviato in questo periodo, e a seguire le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione continua a stazionare sull'Italia, ancora non si vede all'orizzonte l'arrivo di una perturbazione che porti pioggia e che permetta un miglioramento della qualità dell'aria. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, tuttavia in pianura saranno possibili i consueti banchi di nebbia, specie durante le ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto zero praticamente ovunque, valori massimi compresi invece tra 4 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato dappertutto, il cielo sarà sereno al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, avremo anche qui un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o velato su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.